Io ritengo sia un teatro importante, un teatro pubblico ha il dovere di occuparsi anche della sua comunità, di strutturare un percorso che possa in qualche modo includere, soprattutto includere. Quindi è aperto a tutti, è aperto a tutte le possibilità, ci sono tante possibilità che dobbiamo ancora conoscere e accogliere, perché qui dentro possano incontrare ulteriori elementi di crescita e di confronto. Voglio ringraziare intanto il teatro, il presidente, ma soprattutto il direttore artistico, il nuovo direttore Pierpaolo Sepe, per lo sforzo fatto in queste settimane di corsa per mettere insieme per l'appunto una stagione che mi sembra molto importante. Ci sono innesti vari, ci sono strade molto interessanti che si intravedono da questa stagione, soprattutto la risposta in termini contemporanei alla grande tradizione partenopea del teatro. La cultura deve essere libera, diffusa, partecipata ed è vero nel primo presidio di legalità e nel primo presidio per far sì che le persone possano crescere, sviluppare un pensiero, e voi avete un compito incredibile, spero che è un compito altamente formativo, e io credo che nel momento in cui si va a teatro, si va nelle sale dei concerti, ma anche in piazza, si sviluppa sempre di più un pensiero importante, un pensiero di scambio culturale, di crescita nei propri spazi, di crescita e cambiamento anche della propria identità.